Quindi proseguiamo con un altro contributo artistico, quindi Paolo Falabrino. Digli che siamo gemelli. Sono gemelli, se non ve ne foste accorti. Sì. Ho chiesto una collaborazione con il maestro, perché purtroppo mio figlio lavorava oggi, non poteva accompagnarmi con la chitarra. Allora ho chiesto al maestro Calamaro questa poesia, che in realtà era originariamente anche musicata, si chiama Il mare Med. Med è il mare Mediterraneo. Mare Med, liquido confinato, poco più grande di un lago salato. Mare Med, liquido sconfinato dopo lo stretto di Gibilterra. Mare Med, liquido vitale, ogni essere culmi nei tuoi fondali. Mare Med, liquido incosciente, subisci violenze di ogni genere. Mare Med, liquido inquinato da una follia dilagante. Mare Med, liquido insanguinato, tomba profana della follia umana. Mare Med, liquido navigato sopra e sotto, a riva e al largo. Mare Med, liquido cimitero di antiche civiltà e di tesori scomparsi. Mare Med, liquido amico, la lanterna ti illumina dal tramonto al mattino. Grazie Paolo Falabrino e grazie ovviamente anche a Eliano Calamaro. Abbiamo ancora un contributo tematico di Stefano Pizzorno e Massimo Sanchez intitolato Cosa vede la lanterna? A voi Stefano Pizzorno e Massimo Sanchez. Quindi abbiamo ancora come protagonista ovviamente la lanterna. Sì, beh, Genova, il simbolo della lanterna. Poi non ci crederete, ma io ogni tanto vengo qua sopra, sì. E la lanterna, a me, mi pare che se un cantautore romano, notissimo, fosse nato a Genova, 99 su 100 avrebbe scritto una canzone che fa così. Quanto è bella Sena, quando è seia, quando la lanterna si speggia, la insciuma e le lampare fanno pescare. Quanto è bella Sena, la lanterna vicino mar. Quanto è bella dovevo essere in mezzo all'autostrada, non ho capito. Mi hanno costruita qua, ma pensate che chi mi ha progettata l'hanno buttato giù, deve aver fatto un salto, non l'hanno pagato proprio. Cos'è? Praticamente non volevano spendere palanche e poi non volevano che questo progetto venisse copiato e si costruiva un'altra come me. Ma questo praticamente non è stato possibile. Oh, io di tutte nel Mediterraneo sono la più alta. Guarda come ne sono fatta stasera. Mi porto bene i miei anni, sono dalla snella. 77 metri e non li dimostro, eh?
guardate laggiù, c'è di nero, quanta gente c'è, un africano, un malese, un bengalese, un cingalese, un tirolese, un francese e anche un senza tetto. Mamma mia. Con un cosmopolita Genova. È vero, è vero. Guardali, guardali. Oh gente, andate in crociera? Dove andate? Sul Mediterraneo? Belli, beati voi. A me mi tocca stare qua, ma tanto ci vediamo, su. Capitano, la rotta per la Sardegna di qua, non è di là, perché sennò a finire negli scogli devo sempre dirigere il traffico, perché di notte è un grandissimo casino. Vero o no? Sì, è vero, sì. Ma vedi anche gente importante. Guarda, in questi anni devo dire che ho conosciuto tante persone anche illustri. È venuto anche a trovarmi Leonardo da Vinci, addirittura, sì, voleva vedere il mio progetto, poi si è mangiato un bel piatto di 3 metri al pesto e se n'è tornato a casa. Oh, ho conosciuto anche i ricchi e poveri, Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà di questa lanterna, chi lo sa. Va bene, dai. Comunque, Luigi XII nel 400 mi voleva portare a Parigi, hai capito? Poi non se n'è fatto niente, ha costruito la Torre Eiffel, però niente a che vedere con me, non c'è paragone, è vero? Guarda un po', di qua si vedono i delfini, li vedi? Non vedo niente. Guarda, là, li vedi? No. Li vedi? Ma non quelli dell'acquario, quelli in mare, quelli laggiù. Meno male che non li vedi. Io li vedo da qua. E comunque da qua vedo una bellezza unica, una rarità, bocca d'asse, una perla incastonata nel mare. Guarda com'è bella, ma guarda quanta gente c'è. Pensionati a Godot se la godono. Però, che vista che ci dovrebbe essere da lassù. Alta come il mare, sulle fronde delle onde. Imponenza e potenza nella mia magnificenza. Sguardo lunare per chi da lontano ancora mi vuole sognare. A mia come è bella, mia un po' come l'è, a mia come l'è dita, mia un po' come l'è, a mia come l'è, mia un po' come l'è. Sorno e Sanchez, bravissimi. La lanterna. Abbiamo ancora un artista che si esibisce e poi ovviamente concluderemo con i saluti insieme alla nostra Anna Maria Campello. Quindi Angelino Satta. Anche Angelino Satta è uno dei nostri artisti che si esibisce spesso in questi appuntamenti. Largo dall'inverno di Vivaldi e poi dopo segue Carnevale di Venezia. Il Carnevale di Venezia arrangiato un pochettino così com'è. Angelino Satta è uno dei membri di Inter dagli anni 90, penso, da 5 anni. Lui è stato
conosciutissimo in tutta la Liguria per la sua interpretazione del Carnevale di Venezia, che sapete è un pezzo napoletano che ha ripreso Niccolò Paganini, dedicandolo a sua madre. Insomma, c'era la versione di Paganini. Quindi abbiamo Angelino Santa che fa la versione del Carnevale di Venezia di Angelino Santa, non di Paganini. Sì, di Angelino Santa. vicino a Anna Maria Campello. Sì, perché per la conclusione abbiamo bisogno di te. Sì, perché è dal 2018 che Anna Maria Campello si occupa delle giornate europee del patrimonio e quindi con Andrei ha esordito con Andrei da Dalmazio, Amber Arts Studio, che ovviamente ringraziamo sempre per l'aiuto dell'organizzazione, la parte tecnologica. Abbiamo iniziato alla Commenda e fra l'altro era intervenuta anche una parte della Filarmonica Sestrese, poi abbiamo proseguito nelle location veramente più belle di Genova e anche siamo andati in provincia, a Santa Margherita, a Villa Durazzo, Villa Pallavicini, abbiamo fatto degli eventi veramente importanti nelle giornate europee del patrimonio e questi ultimi anni l'abbiamo con l'Entel, con i Liguri nel mondo e quindi abbiamo organizzato ogni anno nelle giornate e grazie anche, bisogna dire, al contributo della nostra Cristina perché è fantastica in tutto, non vorrei esagerare ma vi dico che veramente è super anche come amica, lei è la mamma, l'aiutante tecnica Anna Marina eccezionali anche tecnologicamente eccetera eccetera. A proposito di tecnologia, di informatica e di web eccetera, appunto vi inviterei a visitare radiotruman.tv perché
diciamo da domani sera, quindi a partire dalle 20, trasmettiamo questo reportage intero con tutti i nostri protagonisti, gli artisti che si sono esibiti, e quindi potete collegarvi, è in streaming, quindi dalle 20 di domani. Grazie a tutti ancora.